Terza corsa è la prima prova valida per il super frustino Tommaso Grassi Hayward. Ricordiamo che questa sera le 5 prove valide per questa manifestazione alla fine si stilerà una classifica e i primi due guidatori passeranno alla finale del 20 agosto. Ricordiamo inoltre che al posto di Romeo Gallucci in tutte le corse gareggerà Marcello Di Nicola. Questa è una corsa per 3 anni. Andiamo a leggere lo schieramento. Ritirato il 6, 1 Amilcare Dimar, Marcello Di Nicola, 2 Alvin Dei Daltri, René Legati, 3 Au revoir Font, Giuseppe Pietro Maisto, 4 Ansel Dangal, Giorgio D'Alessandro Junior, 5 Anouk Grad, Antonio Greppi, in seconda fila 7 Adele F, Vincenzo Piscoglio, 8 Alleluia LZ, Dario Battistini, 9 Alinas, Federico Esposito, 10 ASLL, Roberto Vecchione. Stacco della macchina, veloce Au revoir Font al pari di Ansel Dangal, poi veloce anche Alvin Dei Daltri, di fuori Anouk Grad, al comando GP Maisto che lascia andare Ansel Dangal e passa l'allievo di Giorgio D'Alessandro dopo 200 metri in 14,5. Terza posizione per Alvin Dei Daltri. Poi vediamo, ha trovato posto alla corda anche Anouk Grad. Tanto i 400 vanno via in 29,3. ASLL al largo in seconda pariglia. Dietro Anouk Grad, col quale è uscito all'esterno Antonio Greppi. Tanto stiamo per completare i primi 600 metri passati dal figlio di Merckx OK in 45,2. Passaggio davanti alle tribune, Ansel Dangal, Au revoir Font, Alvin Dei Daltri, al largo Anouk Grad, ASLL, poi all'esterno anche Alleluia LZ. Il giro va via in 1 minuto, tondo tondo, con sempre in vantaggio Ansel Dangal. Anouk Grad grintoso al suo esterno, poi sempre Au revoir Font lì secondo la corda davanti ad Alvin Dei Daltri, chilometro in 1,15,2. Insiste Anouk Grad con Antonio Greppi e va direttamente all'attacco del battistrada, sembra già sul punto di poter prevalere a 400 metri dalla conclusione. Passa Anouk Grad ai 400 finali, ora è in vantaggio, si muove ora anche ASLL, c'è stato un piccolo contatto intanto per Au revoir Font che si è rimesso al volo, mentre sbaglia invece 4, Ansel Dangal. Anouk Grad ha preso squalificato. vantaggio importante, ultima curva passata in 15,2 con Anouk Grad che deve difendersi da Au revoir Font, ma Anouk Grad, Antonio Greppi vengono a vincere davanti a Au revoir Font. Al terzo ASLL davanti a Alvin Dei Daltri, mentre per il quinto è probabilmente Adele F. Bella vittoria per Anouk Grad, Antonio Greppi per la scuderia Roberto di Roberto Gradi. Alla bella quota di 8,87 se l'è meritata tutta, con un percorso esterno ha debellato il leader e ha resistito tranquillamente in retta d'arrivo Anouk Grad, Antonio Greppi.